benvenuti intanto, fa piacere vedervi. Partiamo quest'anno con Videodrome, film di David Cronenberg. Ragionando sul punto da cui iniziare, bisogna pure iniziare da qualche parte, ho pensato che la cosa migliore fosse cominciare da un luogo, cioè cominciare dal Canada. David Cronenberg è canadese, è nato nel 1943, nel 1943 a Toronto, e questo, che a prima vista appare semplicemente un dato anagrafico, in realtà porta con sé una serie di cose di discreta importanza. Perché il Canada, tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70, anche oltre, direi fino all'inizio degli anni 80, è in realtà sede di una serie di fermenti culturali che si intersecano tra di loro. Tra l'altro c'è una dichiarazione interessante che Cronenberg fa in un'intervista proprio sul Canada. Dice, leggo: gli americani si sono mossi, magari nella direzione sbagliata, ma hanno preferito muoversi. Non è il caso del Canada. In Canada si preferisce stare immobili, differenza sostanziale con i parenti meridionali che sono di fatto costruiti per natura, per storia, su una migrazione dall'est all'ovest. Il Canada è rigido e qualcuno ha notato, secondo me in maniera intelligente, che lo stesso cinema di Cronenberg è in un certo senso rigido, cioè stabile nelle sue ossessioni. Riconosciamo la cifra di quest'autore in rapporto con qualsiasi film che di lui vediamo, ma allo stesso tempo a questa rigidità corrisponde una mutevolezza, non fosse altro perché la mutevolezza è uno dei temi del suo cinema. Cronenberg, come sapete benissimo e come Videodrome dimostra ampiamente, è ossessionato dal concetto della mutazione. È una mutazione che non è soltanto interiore psicologica, in questo caso lo è anche, ma è soprattutto visualizzata dal punto di vista corporale. Cioè il cinema di Cronenberg è un cinema di corpi che mutano. Non soltanto di corpi che mutano, ma di corpi che trovano una relazione strana, paradossale, inquietante con quell'altrove che per Cronenberg è la tecnologia. Il cinema di Cronenberg è un cinema che spesso, riprendendo una lezione storica, letteraria, che è quella di Ballard soprattutto, i corpi nel cinema di Cronenberg si fondono con le macchine, diventano un tutt'uno con dei dispositivi tecnologici. Ne è dimostrazione anche l'ultimo film, l'avrete visto, Crimes of the Future, ambientato in questo futuro in cui di fatto gli uomini hanno raggiunto una sorta di immortalità proprio grazie ad una dipendenza con degli apparati tecnologici. Quindi, primo concetto secondo me da fissare, il cinema di Cronenberg è profondamente canadese, forse anche in ragione di questa rigidezza unita a una mutevolezza. Ma perché dicevo poco fa che il Canada, tra la metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, è la sede di una serie di fermenti culturali? Per vari motivi. Il primo che voglio citare è il fatto che in quegli anni viene alla luce dal punto di vista accademico della storia del pensiero l'opera di Marshall McLuhan, che è un grandissimo filosofo, sociologo, studioso del linguaggio canadese che insegna proprio a Toronto in quegli anni, e Cronenberg ha l'occasione di seguire alcuni suoi seminari, alcuni suoi corsi. Marshall McLuhan è noto, direi popolarmente, non è certo un nome che risuona solo agli addetti del settore, ed è famoso soprattutto per le sue teorie sulla comunicazione, per la sua, direi, radiografia del mondo della comunicazione avanzata, del mondo mass mediale, dei media che si intersecano tra di loro. La sua frase, la sua formula più celebre è quella: il medium è il messaggio, intendendo con questo che nella società contemporanea il mezzo attraverso cui è convogliata un'informazione diventa esso stesso, in una condizione di consumo, un'informazione, un dato che l'uomo apprende, tra l'altro volenti o nolenti. Per cui primo nome da fissare, sicuramente fondamentale per la formazione di Cronenberg, Marshall McLuhan, che tra l'altro in questo film è parodiato abilmente nella figura del dottor Oblivion, il guru che domina, no? e ha creato Videodrome, appunto. Altro nome che voglio fare è quello di William Gibson, il padre del cyberpunk, l'autore di Neuromante, libro fondamentale nel genere e non solo. È chiarissimo che l'opera di Cronenberg ha più di un'affiliazione dal genere cyberpunk.
William Gibson che cosa c'entra con il Canada? Lui era nativo del South Carolina. Però a 19 anni, per sfuggire all'arruolamento, erano gli anni del Vietnam, decide di trasferirsi a Toronto e là si stabilisce e là lavora, ragiona, sparge la sua influenza. Tra l'altro William Gibson era influenzato da un altro autore fondamentale, forse più importante di lui se vale questo giudizio, che è William Burroughs, l'autore del Pasto Nudo, che come sapete frutterà una bellissima trasposizione cinematografica a opera dello stesso Cronenberg. Gibson e Burroughs, assieme a Ballard che ho citato prima, sono sicuramente i numi tutelari dal punto di vista letterario del cinema di Cronenberg. Poi qualcosa ha a che fare la città stessa, evidentemente. Toronto è una città evidentemente molto borghese, tranquilla, senza particolari sussulti, non ha periferie particolarmente tumultuose, è una città d'anziani, potremmo dire, ma che allo stesso tempo, come tutte queste città, questi luoghi che comunicano una placidità all'apparenza, evidentemente nell'occhio di chi riflette, nell'occhio di chi ha una visionarietà evidentemente innata, diventano allo stesso tempo la sede di trame oscure, di perversioni, di peccati celati a fatica. È una lezione questa che accomuna in un certo senso, pur con delle differenze sostanziali, il cinema di David Cronenberg con quello di un altro grande americano più o meno coetaneo, che è David Lynch. David Lynch è a sua volta un uomo della provincia americana, il padre era sostanzialmente un impiegato statale che si occupava di boschi e dintorni nel settore forestale in sostanza, e come sapete benissimo Twin Peaks ne è esempio eclatante. Da quella placidità, da quella provincia assolata e apparentemente tranquilla, Lynch trae degli incubi. Proprio in funzione di quella tranquillità, di quella placidità apparente, nasce l'incubo e sicuramente c'è un'affiliazione tra i due. Altro nome che voglio fare è quello di David Schechter, che probabilmente a tutti voi non dirà più o meno nulla, però i canadesi se lo ricordano sicuramente, perché David Schechter, compagno di corso all'Università di Cronenberg, è l'autore del primo film canadese approdato a Cannes. Il film si chiama Winter Kept Us Warm, un film del 1965 ed è un momento storico per il cinema canadese. Un cinema molto rivolto verso se stesso, che ad un certo punto, proprio in funzione di questo film, si apre per la prima volta verso il mondo, diventa internazionale. Sarà proprio il lavoro di David Schechter a spingere definitivamente Cronenberg verso il cinema. Considerate che Cronenberg non è un autore cinefilo, non ha studiato cinema, non è un particolare appassionato di cinema, cioè per intenderci non è di quelli che passano le notti a guardarsi qualsiasi cosa come può essere un Tarantino, è un autore diverso, che viene da una formazione diversa. Inizia studiando scienze, è appassionato soprattutto di entomologia, altra cosa che sicuramente si riverbera nella sua opera, ma poi prosegue gli studi in letteratura inglese. Compagno di corso, scopre David Schechter, vede che lui punta verso il cinema, Cronenberg sente un'intenzione artistica e diventerà anche lui a breve un cineasta. Ultimo nome che voglio fare, che è assolutamente fondamentale, è quello di un francese, che però per una serie di motivi, anche perché la Francia con il Canada ha sempre avuto per ovvi motivi rapporti, il nome che voglio fare è quello di Jean-François Lyotard, l'inventore, per così dire, di un termine citatissimo e forse abusato, che è quello di postmoderno. Jean-François Lyotard scrive nel 1979 per la precisione un testo chiave che è La condizione postmoderna, e questo testo gli viene commissionato dal Consiglio accademico dell'Università del Quebec, cioè viene scritto in Canada. Ed è chiaro che l'opera di Cronenberg, se non è direttamente ovviamente ispirata a quest'opera, fa parte di quella che chiamiamo galassia postmoderna. Poi cercheremo di chiarire che cosa si intende con questo aggettivo, con questo termine, e perché il cinema di Cronenberg rientra a pieno titolo in questa nuova modalità di fare cinema che sostanzialmente viene inaugurata tra la fine degli anni 60, qualcuno può anticipare di qualche anno, e gli anni 70, quando tramonta in sostanza la cosiddetta classicità cinematografica. Poi chiariremo i due termini. Passando alla carriera, come tutti i registi, o quasi tutti, i primi passi vengono fatti attraverso la forma del cortometraggio.
Ne fa due importanti tra il 1966 e il 67 in 16 mm, il primo è Transfer, il secondo è From the Drain. Transfer è una sorta di operetta tra il comico e il grottesco sul rapporto malato tra uno psichiatra e il suo paziente. From the Drain invece è un corto apparentemente indecifrabile, ve lo descrivo per quello che riesco. Ci sono due uomini seduti in una vasca, non so se qualcuno di voi l'ha visto, per qualche motivo forse si trova anche abbastanza facilmente online. Ci sono due uomini seduti su una vasca che vaneggiano di fatto su una guerra non meglio definita, non storicamente definita, una specie di guerra batteriologica senza connotati chiari. Ad un certo punto dallo scolo della vasca esce una pianta carnivora che divora uno dei due. Sì, un corto sperimentale girato in uno stile che è quello dell'underground di quegli anni, che già però denota questa ossessione per i corpi che mangiano altri corpi, per la mutazione, come dicevo prima, ma anche con questa atmosfera che ha a che fare certo col cyberpunk, che ha sempre al suo interno un germe che ricorda un evento straziante che è accaduto e sta per accadere. Un'atmosfera potremmo definire tra l'apocalittico e il post-apocalittico, che fa spesso da sfondo ai suoi film, in cui ci sono trame oscure legate a multinazionali che lavorano alle nostre spalle, che progettano in sostanza una nuova forma di schiavitù per l'umanità. Il primo lungometraggio arriva nel 1969 e si intitola Stereo. È un altro film, esattamente come i cortometraggi, di stampo sperimentale, underground. È un film in bianco e nero, completamente privo di banda sonora, non c'è sonoro in presa diretta, c'è soltanto una voce aggiunta in post-produzione, una specie di voce narrante. Anche qui si parla vagamente, ma i dialoghi sono anche abbastanza rari, di cibernetica sociale, secondo quanto dicevo poco fa, di telepatia, i riferimenti a Burroughs sono chiari, e poi successivamente esce un altro film, quello stesso anno, che si intitola, e questo vi suonerà di più, Crimes of the Future. L'ultimo film di Cronenberg va proprio a ripescare questo titolo, segnalando con questo che l'ultimo film, molto bello, è evidentemente un progetto che Cronenberg cova nella testa da 50 anni e passa. Che differenza c'è tra Crimes of the Future e Stereo? In realtà pochissima. Una evidente è che Crimes of the Future è a colori, mentre il primo era in bianco e nero. La trama è minimamente più articolata, ma l'attore protagonista è lo stesso e il mood è esattamente lo stesso. Sono due film gemelli, complementari in un certo senso. Il Canada di quegli anni non è soltanto in fermento culturale, in fermento di pensiero, ma è anche in una sorta di fermento politico e istituzionale, soprattutto per quanto riguarda il settore cinematografico. E questo è un dato assolutamente fondamentale per la carriera di Cronenberg. Perché a metà degli anni 60, anche sull'onda del successo del film di Sector che vi citavo prima, nasce la CFDC, che è la Canadian Film Development Corporation. È di fatto un ente di finanziamento, ovviamente sono finanziamenti statali, che nasce su idea politica per fondare di fatto una cinematografia nazionale. Sull'onda di questo primo successo, per riassumerlo in breve, il governo canadese decide di puntare fortemente sulla produzione nazionale con l'idea di trasformare il cinema canadese in un cinema di valenza internazionale, capace di circuitare anche al di fuori dei confini del paese. C'è una casa di produzione tra le tante che se ne approfitta particolarmente di questa nuova liquidità che arriva dallo Stato, ed è la Cinepix. La Cinepix è una piccola casa di produzione che fa pornografia, fa film pornografici, ed è diretta tra gli altri da un nome notissimo, che è quello di Ivan Reitman, regista di Ghostbusters, per citare il film più famoso. Quando comincia a raccogliere i fondi della CFDC, la Cinepix si sposta verso un altro genere, e precisamente quest'altro genere è l'horror. È curioso, ma questi fondi statali finiscono pesantemente in opere di genere perché intelligentemente all'epoca dicono: ok, il genere, proprio per la sua popolarità, per la sua capacità di parlare alla pancia in sostanza, ma non soltanto, come sappiamo, delle persone, ha delle potenzialità di diffusione estremamente maggiori rispetto ad un film d'autore che magari circola nei cinema d'essai, tra la critica, ma ovviamente non ha un ritorno economico immediato. Per cui sono soprattutto horror che scaturiscono da questa nuova ondata di finanziamenti. Mi viene da dire, pensate
se uno ci penserebbe mai al giorno d'oggi. Noi vediamo in Italia orrendi film con il bollino di interesse nazionale e culturale, l'horror è molto difficile che rientri in questo contesto. La Cinepix intuisce che l'horror è il mercato da percorrere non soltanto perché si sa in sostanza che l'horror può vendere, ma proprio perché quegli anni sono effettivamente anni in cui ci sono horror che non soltanto vendono bene, ma addirittura sono clamorosi successi al botteghino. Basti fare 2 titoli: L'Esorcista nel 1972, che è una hit al box office, e verrà più avanti, ma incasserà moltissimo, Il Presagio di Richard Donner, che se ce l'avete presente è un film horror fatto con un grosso sostegno finanziario, sarà un grossissimo successo, se non ricordo male costato attorno ai $3 milioni, ne incassa un'ottantina, per intenderci. Quindi è il momento giusto in sostanza. E nasce da tutto questo un filotto di film di Cronenberg che sono tutti sostanzialmente horror, anche se è un horror evidentemente nuovo, lo chiameranno non a caso New Horror. Il primo è Il demone sotto la pelle, Shivers, 1975. Siamo in un condominio ipermoderno a Montreal, quindi il Canada anche come ambientazione. Ad un certo punto gli inquilini di questo condominio ipermoderno cominciano a dare, senza un motivo apparente, segni di violenza, a manifestare appetiti sessuali irrefrenabili, e tutto, scopriamo, è dovuto a questa specie di parassiti che hanno dato la forma di un escremento, perché tale è un escremento cilindrico, e questa sorta di mostri / escrementi, quando si parla di Cronenberg si va sempre a parlare delle materie più basse dell'esperienza umana, penetrano nei corpi che poi dominano tramite gli orifizi. Ecco che torna fuori, esce più che altro questa ossessione cronenbergeriana per la penetrazione dei corpi, che sia meccanica che parassitaria, virale in un certo senso. I temi sono già presenti sostanzialmente tutti, forse ancora in una forma rozza, ma ci sono. Il sesso, ovviamente, come elemento disturbante, perverso, la mutazione della carne, su cui abbiamo detto, la penetrabilità dei corpi, appunto, il contagio. Curiosità per cinefili, nel demone sotto la pelle c'è Barbara Steele, la regina del gotico italiano, e non soltanto. Tanto per dirvi di questa passione per il corporeo di Cronenberg, molti di voi ricorderanno che in un suo bellissimo film di fine anni 80, dovrebbe essere 88, Inseparabili, c'è un momento in cui il protagonista, che in realtà è duplice perché sono 2 gemelli, 2 ginecologi, ricorda che sarebbe il caso evidentemente di cominciare ad indire dei concorsi di bellezza non soltanto per i corpi visti dall'esterno, ma anche per i corpi visti dall'interno. Concorsi di bellezza per la milza più bella, per il fegato più bello, per lo stomaco più bello. Questo è Cronenberg. Nel 1977 arriva Rabid, Sete di sangue, è un altro horror in cui ci sono ancora le sue ossessioni, c'è un trapianto di pelle, la donna che subisce questo trapianto, alla donna spunta ad un certo punto un orifizio, l'ennesimo, sotto l'ascella, c'è un virus che circola, i temi sono quelli, le ossessioni sono quelle. Il cinema rigido di cui parlavo all'inizio, stabile nelle sue ossessioni. Poi nel 1979, vado per ovvi motivi veloce, esce un film in realtà abbastanza diverso dai precedenti, non è un horror, si intitola Veloci di mestiere ed è un film di corse automobilistiche, ambientato nel mondo dei dragster, che per intenderci sono quei veicoli oblunghi che fanno le gare di accelerazione. Sembra non c'entrare nulla con quanto fatto precedentemente, ma manifesta ancora una volta, e forse per la prima volta nella maniera compiuta, un'altra ossessione di Cronenberg, che è quella per la meccanica, per i dispositivi costruiti, per gli apparati tecnologici, come dicevo all'inizio. L'ossessione per la meccanica di Cronenberg. 1979, Brood, La covata malefica, ancora questo filotto di horror. Siamo in un ospedale psichiatrico, altro motivo che ritorna spesso in Cronenberg, gli istituti. Ci sono delle strane creature che hanno l'aspetto di bambini deformi, queste creature compiono degli omicidi, c'è nel mezzo un rapporto padre, madre, figlia, nel senso che la madre è ricoverata in questo ospedale psichiatrico, il padre è fuori e deve tenere questa bambina, poi gli eventi condurranno verso un finale sconvolgente e memorabile, che certo non vi svelo in questo momento. 1981, per più di qualcuno, il suo primo capolavoro vero, Scanners, 1981. Una multinazionale conduce esperimenti sugli scanner, appunto, che sono questi uomini dotati di poteri telepatici,
Peccato che uno di essi, è una trama che riprende certi cliché, uno di essi, il classico scanner rinnegato, come potrebbe essere Deckard, appunto un replicante rinnegato, si rivolta contro questa multinazionale e si innesca in questo modo la trama. Il film contiene sequenze celeberrime, tra le quali la testa che esplode, famosissima, citatissima, esplode per questa pressione telepatica. Direi che Scanners rappresenta il passaggio dalla serie B alla serie A. I film precedenti sono molto exploitation, molto rozzi, attenzione, rozzi non è per me un difetto assolutamente, però si vede la differenza, qui passiamo verso una produzione anche più compiuta dal punto di vista stilistico. A che genere appartengono tutti questi? È facile dire horror, è facile dire new horror, quindi quella nuova forma dell'horror che si sviluppa tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, grazie ai vari Tobe Hooper, Romero e chi più ne ha più ne metta. È un genere ancora più specifico e forse Cronenberg ne è compiutamente il padre, potremmo dire, anche se è sempre difficile dire chi è il padre di qualcosa al cinema, nella storia del cinema. È il cosiddetto body horror, l'horror del corpo. Ora, il termine è interessante, ovviamente c'è un'attinenza immediata, perché come abbiamo già detto abbondantemente, il cinema di Cronenberg, l'horror di Cronenberg ha a che fare con il corpo, ma il body horror in realtà è un genere che porta con sé anche una serie di notazioni, direi, sociologiche. Nel senso che il body horror esplode in un momento, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, in cui evidentemente c'è un cambio sostanziale di sensibilità nell'opinione collettiva, nella convivenza, nel convivere, nel pensiero, nell'immaginario collettivo umano, delle società se non altro avanzate ovviamente. Cioè, come ha notato secondo me in maniera intelligente, forse andando verso direzioni discutibili, ma il pensiero è sempre discutibile, Brian Turner, che è un sociologo inglese, la società che si forma compiutamente in quegli anni è la cosiddetta, lui la chiama così, società somatica. Che cosa vuol dire società somatica? Vuol dire che è il momento in cui per un misto di evoluzione tecnologica, di cambio di costumi, eccetera, di cambio culturale, l'uomo comincia a percepire se stesso non come un corpo, cioè non è più un corpo, non siamo più un corpo, è meglio utilizzare la prima plurale, ma possediamo un corpo. Questo è il cambiamento epocale, percepire il corpo non come il noi, ma come qualcosa di esterno, e in quanto esterno, dice Turner, modificabile, come fosse un bene di consumo. Siccome noi il corpo lo esibiamo e la bellezza o la bruttezza del nostro corpo è un prodotto che gli altri consumano dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del successo personale, quel corpo deve diventare un bene modificabile. Se fallato si può cambiare. Non è un caso che proprio tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 ci siano sviluppi enormi nel campo, per esempio, della microchirurgia, e sono gli anni in cui la chirurgia estetica diventa di massa. L'idea che il proprio corpo possa essere migliorato o modificato in quegli anni diventa qualcosa di dominio comune. La chirurgia estetica esisteva di fatto dal XVI secolo nelle sue prime forme, ma è in quegli anni che diventa un prodotto di massa. E allora ecco che il body horror, da sottogenere puramente cinematografico, diventa in qualche modo anche il riflesso, lo specchio di una nuova tendenza nella percezione del corpo. Guarda caso, in un'epoca in cui il corpo è modificabile, l'horror insiste proprio su modificazioni estreme del corpo, che hanno ovviamente dei risvolti orrorifici. Non è un caso che ci sia questa consonanza. Il pubblico da sempre risponde a quello che sente e il cinema, forse più di ogni altra arte, sa cogliere immediatamente queste modificazioni di consumo, di costume, scusate. Videodrome è il film successivo a Scanners, 1982. Videodrome, secondo molta critica, e devo dire che nel mio piccolo sono d'accordo, è una specie di rottura epistemologica nel cinema di Cronenberg, nel senso che c'è un cambiamento sostanziale. Ciò che precedentemente era esternalizzato nelle forme del mostro, pensate ai bambini deformi che citavo prima in Brood, la covata malefica, dall'esternalizzazione dei film precedenti si passa ad una definitiva interiorizzazione del concetto di mostro. Passiamo dall'esterno all'interno. Certo rimangono la mutazione, rimane il sesso malato, l'idea del Mad Doctor che c'era in Scanners e qua
viene leggermente mutata in quella di una specie di mad philosopher, potremmo chiamarlo, o sociologo pazzo, che è il dottor Oblivion, ma quella figura rimane, ma c'è una dimensione nuova, perché tutto è filtrato da una coscienza, che è quella del protagonista, e la percezione in questo film è totalmente soggettiva, cioè i mostri, le figure, le forme mostruose che vediamo in questo film non sono un altro, un non io rispetto al protagonista, ma sono una proiezione dell'io stesso del protagonista. Tanto che noi alla fine del film non siamo assolutamente in grado di dire se quanto abbiamo visto è interamente un'allucinazione di Max Renn, qualcosa che ovviamente nella realtà narrativa del film è accaduto, o un misto tra le due cose. Poi vedremo delle sequenze che rappresentano perfettamente questa cosa. È chiaro che in questo film, oltre alla riflessione dei pensatori che ho citato prima, c'è molto Baudrillard nella fusione tra reale e digitale, e c'è, in questo caso ex post, ma è un libro che vi consiglio, qualcosa che ha a che fare con un pensatore italiano che ha ragionato molto su temi affini a questo film, che è Mario Perniola. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, ma Mario Perniola ha scritto questo libro importante e interessante, che vi mostro. Si intitola Il sex appeal dell'inorganico. Non c'entra direttamente con Cronenberg, ma se lo leggete sembra quasi un'analisi esterna dell'opera di Cronenberg, c'è più di una consonanza. Libro molto molto interessante. Vediamoci la prima sequenza che ho scelto dal film. Nella sua apparente semplicità, perché Videodrome non è un film complesso dal punto di vista stilistico, è un film piano dal punto di vista stilistico, è una sequenza straordinaria, piena di motivi di interesse. Cronenberg stesso ha detto: Videodrome è un film in prima persona. Questo ci riporta alla mente un concetto fondamentale della narratologia, l'ha definito meglio di tutti Genet, che è il concetto di focalizzazione primaria, interna. Focalizzazione interna, concetto di Genet. Che cosa vuol dire? La focalizzazione interna accade quando, in un'opera, sia essa letteraria, filmica, teatrale, il punto di vista del narratore, cioè diciamo chiamiamola dell'entità del dispositivo che ci racconta la storia, corrisponde a quello di un personaggio interno a quella stessa narrazione. Ossia tutto ciò che accade in quell'opera è filtrato attraverso la coscienza e la percezione di un protagonista, di un personaggio dell'opera stessa. Cioè la narrazione avviene dall'interno e non dall'esterno, non c'è il narratore onnisciente, ma c'è una narrazione in prima persona, come ha detto giustamente Cronenberg. In questa sequenza, guardando questa sequenza, ci chiediamo che cos'è successo veramente in questo spazio, in questo lasso temporale. Quello che abbiamo visto è un'allucinazione di Max Renn o è un misto delle due cose? O forse è un'allucinazione prodotta da un'istanza terza, che è il Videodrome stesso? Ma il Videodrome stesso esiste o è una produzione della mente di Max? Non lo sapremo mai. Ci sono dei piccoli cambi, anche a livello cromatico, che ci sottolineano però in continuità questi passaggi. I due sono distesi a terra mentre fanno questa pratica sadomaso. Il colore dominante sui corpi è il rosso, il circostante è il nero. Ad un certo punto, con uno stacco di montaggio, c'è una specie di inversione in negativo. Il circostante diventa un nero totale e solo loro rimangono rossi. Il dominante rosso si trasforma in nero, un cambio di sfondo. Finiscono dentro al Videodrome. È una cosa accaduta dentro al Videodrome, ma forse il Videodrome corrisponde alla mente di Max, o forse è un misto delle due cose. Il rapporto è effettivamente iniziato in quella che narrativamente è la vita di Max
e poi è scavallato tramite un momento allucinatorio nella fantasia all'interno del Videodrome. Come vedete, sono domande che non hanno senso perché non hanno una risposta. Videodrome è un'opera aperta, termine molto amato dalla critica postmoderna, non a caso, è un testo aperto, non dà risposte, non vuole dare risposte. Cerchiamo di riassumere, anche so che qualcuno tra di voi non ha visto il film o magari non l'avete visto da tempo, se non l'avete visto lunedì, è il caso di fare un velocissimo riassunto della trama di questo film. Il protagonista è Max Renn, interpretato da James Woods, che è presente praticamente sempre nel film. Tutto avviene in funzione di Max Renn, a ribadire il principio della focalizzazione interna. È il presidente, il produttore di un'emittente, di una piccola emittente televisiva indipendente che è Civic TV. Questa emittente è specializzata in contenuti sensazionalistici, direi tra il pornografico spinto e la violenza. Tramite un tecnico, una specie di antennista, che poi nel corso del film scopriremo essere un complice nella trama ordita contro Max, scopre l'esistenza di un'altra emittente, o meglio uno show televisivo più che un'emittente vera e propria, pirata, intitolato Videodrome, dove si mostrano scene di omicidi e torture ben più spinti rispetto a quelli che lo stesso Max produce per guadagnarsi da vivere. Sono video, come hanno notato certa critica soprattutto recente, che tra l'altro agli occhi di noi viventi nel 2022 riportano immediatamente alla mente quei eyewitness video che ci arrivavano dal terrorismo islamico, per esempio. Quindi è una sorta di preconizzazione anche visiva di cose che ci siamo abituati nel tempo a fruire televisivamente. Gradualmente Max, nella trama, scopre che vedere Videodrome, la visione di Videodrome, induce stati allucinatori, impossibili da distinguere dalla realtà, appunto. Stati allucinatori che vengono immessi nella mente delle persone tramite delle forme tumorali che si innestano nei corpi. Le allucinazioni nel corso del film si fanno talmente reali che a Max spunta, ed è una delle immagini più famose del film, un'apertura nell'addome che tra l'altro ha un palese sottotesto sessuale, come spesso accade in Cronenberg. Queste allucinazioni finiscono in breve per dominare la vita di Max e in questa specie di discesa agli inferi il protagonista si imbatte in una serie di personaggi tra il grottesco e l'indecifrabile. Una, l'avete vista in questa scena, è Nikki Brand, che in questa strana dualità ironica, c'è anche molta ironia in questo film, è una conduttrice di programmi radiofonici sul self-empowerment, programmi motivazionali, cui però corrisponde nella vita privata una ragazza tutta presa in queste fantasie sadomaso, nemmeno troppo consapevoli, e che si perde assieme a Max a fare queste pratiche sessuali estreme. La prima è Nikki, poi c'è il guru che vi ho citato prima, che è il dottor Oblivion, che è l'inventore del Videodrome, che poi ne diventa però vittima, personaggio, come vi dicevo, costruito su Marshall McLuhan, una sorta di parodia di Marshall McLuhan. Poi c'è un'azienda, la classica multinazionale oscura di Cronenberg, la Spectacular Optical, che è la proprietaria dell'emittente, la proprietaria di Videodrome, ed è intenzionata ad utilizzare il potere di questa emittente, delle sue onde, della sua capacità di modificare i corpi e di innestare allucinazioni a scopi politici, tanto che vuole fare di Max un burattino e un assassino. E poi c'è un'altra figura fondamentale che è Bianca, la figlia di Oblivion, che ne ha raccolto l'eredità, la quale vuole riprogrammare Max convincendolo che i suoi mutamenti fisici non sono una cosa da vivere come una sofferenza, una discesa agli inferi, ma sono anzi un'ascesa verso una nuova dimensione dell'umanità, quella che è definita nel film una nuova carne, un nuovo stato dell'esperienza umana. E al termine del film Max, in un rito sacrificale, proprio a questa nuova carne darà la sua vita. Gloria e vita alla nuova carne. Servono altre piccole note di contesto, fatemi dare un'occhiata allora perché il tempo vola. Però delle note di contesto sono fondamentali. Questo è un film che utilizza al suo interno le VHS, il principio della VHS e dell'home video, la fruizione casalinga di contenuti video. Tanto che Max nel corso del film diventa un mangianastri, diventa un videoregistratore nel quale Videodrome inserisce appunto delle VHS
tecnicamente sono delle Betamax perché Rick Baker, l'inventore degli effetti speciali, non riusciva a farci passare una VHS, quindi scelsero la Betamax, che è un formato leggermente ridotto, però ci siamo capiti. Quindi il fatto di ragionare sull'home video, sulla fruizione casalinga, ha evidentemente un corrispettivo nella realtà dell'epoca, e infatti la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sono proprio l'epoca in cui nasce di fatto l'home video, prima il Betamax, poi le VHS. Non soltanto nasce l'home video, ma nasce anche una reazione censoria al principio dell'home video. È il fenomeno, ne trovate ampia documentazione online se vi interessa, dei cosiddetti video onesti. È un fenomeno che ha soprattutto una sua storia inglese, in Inghilterra. Che cosa erano questi video onesti? Erano appunto dei filmati o dei film che circolavano in VHS o comunque in formati ridotti, che al loro interno ovviamente contenevano o horror estremi o film pornografici o addirittura qualcuno dice degli snuff movie, cosa di cui non c'è mai stata però una documentazione reale. Fatto sta che la legislazione inglese mette un blocco alla circolazione di queste forme di home video. È una storia, vi ripeto, che trovate agevolmente online cercando proprio video onesti. Inghilterra, anni 80. Evidentemente in questo film si lavora sia sul tema dell'home video ma anche sul tema della censura dell'home video. E tutto questo, capite bene, che innesca un meccanismo, come dire, autoaccusatorio, in cui è Cronenberg stesso a riflettere sulla censura e sulle critiche di cui è stato vittima il suo cinema precedente. Per cui Videodrome è un film che riflette sul suo tempo, ma è anche autoriflessivo sull'opera stessa e sulla carriera stessa di Cronenberg. Che cos'è? Cerchiamo di fare il punto. Che cos'è che conduce all'abisso Max? È un esterno, ritornando a quanto dicevo prima, la televisione, il televisore, o l'appetito sessuale interno, una perversione interna, un desiderio frustrato di autodistruzione? Non è possibile dirlo. Fatto sta che in una corrispondenza totale non è soltanto Max che viaggia verso il delirio con lo scorrere dei minuti, ma il film stesso, in quanto Max, nel senso che film uguale Max, essendo tutto filtrato dalla sua percezione, a scivolare verso il delirio. Tanto che il film si fa man mano, passando i minuti, esattamente come la mente di Max, più incomprensibile, più violento, più perverso. È una coincidenza assoluta. Altra domanda che possiamo farci, è un film di domande: è Videodrome che rovina Max o Max che nobilita Videodrome, essendo di fatto il capolavoro di Videodrome, l'opera più compiuta di questa strana forma di intrattenimento violento? Una cosa che si nota nel film, ed è quasi un messaggio subliminale, è il fatto che quando c'è una convivenza scenica tra reale e virtuale, riflesso di Baudrillard che vi citavo prima, il virtuale, o meglio ciò che passa attraverso tubo catodico, i volti nei televisori, guardano i personaggi nella realtà come se li trovassero di fronte. Vi faccio vedere questa sequenza che lo dimostra palesemente. È il momento del dibattito televisivo iniziale. C'è Max che discute con Nikki a fianco, c'è la conduttrice, e in collegamento televisivo c'è il dottor Oblivion, che è morto in realtà ma sopravvive come forma televisiva. Guardate gli sguardi dei personaggi. Sigaretta? No, grazie. Va bene. Ecco, ci siamo. E finalmente ecco a voi il Rina King Show. Rina oggi ha 3 ospiti: Max Renn, il presidente di Canale 83, la celebre Nikki Brand, diva della radio, e il professor Oblivion, l'apostolo dei mass media. A te la linea, Rina! Max Renn, la tua stazione televisiva offre di tutto, sembra, ai telespettatori, dalla pornografia alla violenza più scatenata. Come mai? Beh, è per una questione economica. Noi siamo piccoli e se vogliamo sopravvivere dobbiamo dare alla gente ciò che la gente chiede. Ed è quello che faccio. Ma non ti pare che queste tue scelte contribuiscano ad accrescere il clima di violenza e la degenerazione sessuale? O non te ne importa? Non me ne importa. Me ne importa e tanto. Infatti i miei programmi sono una valvola di sfogo per le fantasie represse, le lunghe frustrazioni, e secondo me contribuiscono al benessere sociale. Che ne pensi, Nikki? È una cosa socialmente positiva? Io direi che viviamo in un'epoca di eccitazioni anormali. Cerchiamo l'eccitazione per l'eccitazione. Ne vogliamo tanta, la cerchiamo in tutto, ne chiediamo sempre di più.
eccitazioni emotive, psicologiche, sessuali. E incoraggiarle è un male. E perché ha quel vestito? Scusi? Quel vestito è piuttosto eccitante, lo sa. È anche rosso. Lei lo sa cosa direbbe Freud del suo abito? Sì, avrebbe anche ragione. È chiaro che anch'io sono costretta a vivere in uno stato di eccitazione anormale. Io pure, e quindi se non ha impegni la invito a cena. Professor Oblivion, non crede che questi continui spettacoli di violenza e di aberrazioni sessuali desensibilizzino la gente? La disumanizzino, insomma. È molto spiritoso. Trova. Lo schermo televisivo ormai Porcheria. Si riferisce è alla il vita vero del unico occhio della mente Ah, sì? umana. Beh, non sembrerebbe il tipo che dice le cose sul serio. Invece giusto. si sta. Per questo Allora, mi impegni. rifiuto di apparire di persona in televisione Su, e rispondi. preferisco parlarle da un televisore. Ed è anche chiaro che Oblivion non è il mio vero nome, ma un nome TV, nient'altro. Presto tutti avremo dei nomi TV speciali. Nomi studiati con cura perché suonino bene Non mi ha ancora all'interno del risposto tubo che fa. catodico. Viene a cena o no? Già. Cara, Max Ren è o non è una minaccia per la società? Questo non lo so. Ma so che è una minaccia per me. Come vi dicevo, la separazione tra quello che è virtuale e quello che è reale è annullata, tanto che il personaggio all'interno del televisore, il dottor Oblivion, interagisce con gli altri e li guarda come fosse presente in scena. I due campi si sovrappongono. Vado veloce, perché quest'opera appartiene alla cosiddetta galassia postmoderna. Che cos'è la condizione postmoderna secondo Lyotard? È la fine delle grandi narrazioni, riassumendo al massimo, cioè di quelle forme di pensiero, di quelle correnti di pensiero, di quelle correnti culturali che hanno fondato la modernità. L'illuminismo con la sua evoluzione o perversione positivista, l'idealismo e infine il marxismo. Queste narrazioni non hanno più una forza all'interno della società, quindi cosa ci rimane? Rimane solo uno sguardo verso il passato e la rielaborazione ossessiva delle forme che da quel passato abbiamo ereditato. Una concezione che ormai non pone più, ma ripropone. Al cinema che cosa vuol dire postmodernità? Vuol dire fine della classicità come chiarezza. Qual è la caratteristica fondamentale del cinema classico? Pensate a quello hollywoodiano. Dare al fruitore, allo spettatore, una storia, cioè il cinema si nasconde come medium, non si mostra per quello che è, un dispositivo, ma è semplicemente un tramite tra noi e un mondo narrativo nel quale e al quale ci affidiamo totalmente. Il postmoderno è il momento in cui salta il patto silente tra spettatore e opera, cioè lo spettatore non va più al cinema per guardare un'opera, una storia, scusate, ma è consapevole che mentre guarda una storia è presente accanto a quella storia il dispositivo che quella storia racconta. Sembra uno scioglilingua, ma è la consapevolezza del medium di fatto. È andare al cinema sapendo che ciò che ci racconta è immediato. Ed è chiaro che a questo punto il cinema non può non riflettere anche su quella stessa mediazione. Il cinema comincia a parlare di se stesso in una sorta di cortocircuito. Questo è esemplificato in piccolo, per esempio, dal meccanismo della citazione, che era pressoché assente nella classicità. Mentre il cinema postmoderno è fortemente citazionista, riprende il passato rielaborandolo. Quest'opera è chiaramente di quello stampo, è una riflessione su se stesso, è un film che racconta di se stesso, è una riflessione sul cinema ed è un'opera aperta, cioè che non ha un finale chiaro, rifiuta il lieto fine e rifiuta una spiegazione razionale degli eventi, cioè lo spettatore non esce dalla sala rassicurato, come faceva la classicità, rassicurato nel senso di capace di comprendere quanto avvenuto a schermo, ma esce disorientato, è una differenza profonda. Opera aperta e autoriflessiva dunque. Una piccola nota veloce sugli effetti speciali di Rick Baker, fondamentali per la riuscita di questo film. Segnalano un passaggio epocale anche da questo punto di vista, cioè l'esibizione della violenza e del trucco prostetico di stampo violento e sanguinario, come in questo caso, nella cinematografia precedente, pensate a quella degli anni 60 ma anche dell'inizio degli anni 70, era intesa come un momento straordinario all'interno di una narrazione ordinaria. Anche a livello di inquadrature si optava solitamente per la frammentazione, cioè inquadratura totale, semplifico al massimo, dettaglio del trucco prostetico per mostrare l'effetto violento.
Questa è un'eredità di un principio della classicità che non voleva, per esempio, proprio per una regola, era un codice, il cosiddetto codice di autocensura, il codice Hayes, non poteva né voleva mostrare in un totale una scena di assassinio. È una cosa che per esempio vedete perfettamente in Scarface di Howard Hawks. Solitamente c'è un uomo che impugna la pistola nella prima inquadratura, sentiamo lo sparo, stacco di montaggio, corpo che stramazza a terra. Mai in un totale chi spara e chi viene colpito. L'effetto speciale veniva utilizzato allo stesso modo. Il body horror, il new horror degli anni 70 e degli anni 80 invece utilizza il trucco prostetico all'interno di una messa in scena naturalistica, cioè il trucco prostetico diventa una parte della normalità narrativa, non più l'eccezione. Un esempio clamoroso da questo punto di vista è un film magnifico dello stesso anno, trucchi curati sempre dal maestro Rick Baker, Un lupo americano, mannaro americano a Londra, in cui c'è quella straordinaria e insuperata scena di trasformazione del lupo mannaro, che è una sequenza diretta in maniera del tutto naturalistica, in cui il corpo dell'attore è mostrato per intero nella sua modificazione. Okay? Differenza sostanziale che qua vediamo perfettamente. La scena in cui appare questa fessura nell'addome di Max, vedete che è girata in uno stile perfettamente naturalista. C'è il dettaglio, c'è il primo piano, ma poi c'è il totale che ci mostra la normalità della vita di Max alle prese con questo evento straordinario. Ultima cosa che voglio dire, voglio riprendere un attimo una riflessione che faceva Robin Wood, che non è, per gli appassionati di fumetto, il grande fumettista paraguaiano, credo fosse, di scuola argentina comunque, ma è un grande critico cinematografico, un post-strutturalista, tra l'altro canadese di adozione, per rimanere in tema. Robin Wood odiava il cinema di Cronenberg, odiava Cronenberg per un motivo molto preciso, perché faceva una ripartizione secondo me molto schematica e superata e poco credibile all'interno dell'horror tra due poli di attrazione, due antinomie, che sono quello che lui chiamava il normale o culturale e il mostruoso o naturale, che dir si voglia. Cioè per lui, nella sua visione di stampo marxista in fin dei conti, ciò che è normale, cioè culturale, è il capitalismo borghese, lo definisce proprio in questi termini, ciò che è mostruoso, naturale, è ciò che si rivolta alla repressione del capitalismo borghese, ed è di fatto il desiderio che prende forma. L'horror visualizza questa dicotomia perché il mostro è ovviamente l'eccezionale che si ribella alla normalità capitalistica nella visione appunto marxista di Robin Wood. Prendendo questa antinomia, Robin Wood fa una classifica, una specie di, come dire, una lista di proscrizione tra quelli che secondo lui sono i registi che lavorano su questa antinomia come progressisti e come reazionari. Mette Cronenberg tra i reazionari. Perché? Spiega Robin Wood. Perché sebbene la cultura, cioè il normale in Cronenberg, sia perverso, decadente, terrificante, i mostri che ci sono nel suo cinema non costituiscono mai una liberazione, una rivolta a quel mondo, ma un'ulteriore esacerbazione della sua perdizione. Per cui il mostro non si ribella a quella che per lui è la normalità borghese, il capitalismo borghese, ma è un'ulteriore enfatizzazione di quella forma, di quello stato. Per cui dice, secondo me Cronenberg è un regista reazionario. Tra l'altro ci vede Robin Wood in questo film anche una forma maschilista, perché dice l'orrore, la scena, il momento diventato parte dell'immaginario collettivo in cui a Max spunta di fatto questa vagina sull'addome rappresenta l'orrore per la propria parte femminile. Sono riflessioni su cui si può ovviamente ragionare e discutere, ve le riporto perché è interessante se non altro la notazione su come il mostruoso in Cronenberg faccia parte della normalità del mondo narrativo, un'esacerbazione di una perversione che è già insita nella normalità. Piccole note conclusive. È un film che ha un forte sottotesto parodico e ironico. Pensate al fatto che Max è un produttore di pornografia che diventa pornografia egli stesso. È una parodia della fruizione cinematografica, perché se ci pensate è una storia in cui non è lo spettatore che cerca lo spettacolo, ma è lo spettacolo, cioè Videodrome, che attrae a sé magneticamente, ipnoticamente lo spettatore, per cui è un capovolgimento da questo punto di vista. Non è un film apocalittico, ma è una constatazione. I nuovi tempi esigono una nuova carne. Molti ci hanno visto in tutto questo una riflessione
proprio sull'evoluzione corporale ma anche percettiva dell'uomo nella contemporaneità, e ovviamente è un film che genera un cortocircuito spettatoriale, nel senso che non è un caso che il film si chiami proprio Videodrome. Noi siamo spettatori di Videodrome, il film che è anche a suo modo Videodrome, ciò che attrae, ciò che tiene in sé, che vediamo all'interno del film. Noi assistiamo alla violenza di questo film come assiste alla violenza uno spettatore di Videodrome. Cronenberg pensò a 3 finali differenti, poi la scelta definitiva con il suicidio la fece lo stesso James Woods, devo dire che mi sembra una scelta azzeccata. È interessante il modo in cui avviene il finale perché è una sorta di loop. Il film comincia con la visione di una VHS, se ricordate, lo stesso titolo di testa con la scritta Videodrome all'inizio ha lo sfarfallio di una VHS, si chiude con una visione all'interno di un televisore e utilizza una figura retorica ovviamente applicata al cinema che è quella dell'Hysteron Proteron, se avete presente, si studiava una volta a scuola come figura retorica. Per intenderci è quando nell'ordine verbale viene invertito l'ordine naturale degli eventi. C'è quel famoso esempio tratto da Dante che vi riporto per facilitare insomma la comprensione. C'è un verso di Dante che dice: tu non avresti intanto tratto e messo nel fuoco il dito. Vedete che c'è un'inversione, nel senso che mettere il fuoco nel dito dopo il ritirare il dito dal fuoco. Non so se mi sono spiegato, i verbi vengono invertiti di ordine e in effetti, se ci pensate, il finale ha questa logica perché prima si vede la morte virtuale di Max e poi successivamente quella reale di Max, sempre che si possa definire effettivamente reale. Un'ultima domanda che vi pongo e che lascio come riflessione è: dove sta il cinema come dispositivo rispetto alla vicenda di Max e Videodrome? Perché o accettiamo la tesi del cortocircuito totale, secondo la quale il film è esso stesso Videodrome, o percepiamo il film come qualcosa che ci racconta dall'esterno una vicenda duale tra Videodrome, al suo interno narrativo, e Max. È una questione ovviamente di lana caprina, è giusto porsele quando si ha a che fare con film così enigmatici, ma qualcuno ci ha visto, c'è una letteratura in merito, una specie di discorso cronenberghiano sulla salvezza possibile attraverso il cinema, nel senso che il cinema è come fosse innocente rispetto alla perversione mediale che invece, secondo l'autore, è tipica della televisione, della comunicazione televisiva. Mi sembra un'ipotesi traballante, ma ve la riporto per onore di cronaca e per completezza. Insomma, la domanda finale è: il cinema, il film, più che altro Videodrome, è immune o è parte di questa perversione pornografica? È giusto, secondo me, in un incontro di questo tipo, non chiudere con una frase fatta, ma appunto chiudere con un punto di domanda. Con questo io mi fermo, purtroppo il tempo è volato, c'erano altre cose da dire sicuramente, spero di aver fatto una panoramica veloce ma abbastanza minimamente esaustiva. Grazie.